Andiamo adesso all'Istituto Oncologico Veneto di Castelfranco Veneto, allarme rientrato nella struttura trevigiana, i dipendenti contagiati nei giorni scorsi dal Covid-19 sono tutti guariti, sono rientrati al lavoro e non si segnalano nuovi casi tra i pazienti. Facciamo il punto con Giorgio Bonomi. Solo 8 dipendenti sono incappati in una positività da coronavirus, uno soltanto è ancora assente, sono già rientrati praticamente tutti in servizio. Allarme rientrato allo IOV di Castelfranco Veneto. Quasi tutti i componenti del personale medico-sanitario che erano risultati positivi al coronavirus sono guariti e non risultano casi di contagio tra i pazienti ricoverati. Un risultato ottenuto grazie ai controlli serrati sui 300 dipendenti della struttura inserita all'interno dell'ospedale San Giacomo dell'ULSS 2. Tampone per tutti e oltre a 320 test sierologici e stick rapidi per la valutazione di un'eventuale infezione. E un ruolo importante l'ha giocato anche la prevenzione. Abbiamo fatto parecchi corsi di formazione, abbiamo dotato il personale dei DPI necessari, abbiamo anche creato dei kit anti-Covid dove erano presenti tutti i DPI necessari per la vestizione e svestizione. Nessun contagio invece tra i pazienti, nonostante ogni giorno siano circa 200 gli accessi per visite oncologiche, chemioterapie, medicina nucleare e attività chirurgiche, rigorosamente attraverso un unico punto di entrata e senza nessun accompagnatore. Eseguendo un triage particolarmente serrato all'ingresso sia in ambulatorio che in regime di ricovero, riusciamo a intercettare ben prima i pazienti infetti.